Siamo. Inizia il nuovo anno di calcio a 5, un calcio a 5 che si è fermato per poche settimane ma che finalmente torna a essere protagonista in questo bellissimo scenario che è la Bell Botteghe Arena, casa tua Udi. Sì, benvenuti, grazie Test per l'accoglienza, grazie anche a Ropez appunto. Ora che sta arrivando il fischio d'inizio, intanto c'è De Gori per il Arzignano, ecco qua, saranno 30 minuti di tempo continuativo a questa sfida degli quarti di finale. Come l'Arzignano Test, è arrivato a punteggio pieno nel girone con il replay, ma ottima l'uscita di De Gori. Enrico Parolin si era fatto trovare pronto a ricevere il passaggio, ancora il Bassano che ci prova e ancora De Gori a mettere la palla, la bella parata di De Gori. Sì, De Gori che scende velocemente, in spaccata si apre, riesce a bloccare il tiro. Ancora Orlando, intanto sarà un giocatore che saprà fare la ripartenza, un 3 contro 1 pazzesco con Matteo Concato che apre sulla destra per Momigliandra, il pallone in mezzo, si fa trovare una difesa che ruota, quella dell'Arzignano, attenzione che però va via sul fondo. Vicentino, giovane ma esperto nell'etapa di Nicola Gianesello, tanto palla prolungata per Iabri che ha cercato lo scavetto, ancora sbloccata e è arrivato appunto il primo fallo a indicazione di quella che sarà. Intanto arriva il gol che è un'autorete perché la deviazione di Leonardo Orlandi va a dar fastidio a Davide Dalle Nogara, vantaggio arzianese, noi vediamo anche, lo abbiamo visto nel replay sul tiro da fondo di Concato, un arzignano che aveva già provato che è squalificato. Arrivano più di qualche squadra, arriva con assenze, quindi intanto subito risposto, volta fermato da Matteo Carvaio, c'è un continuo break contro break, palla per Matteo Concato che mette dentro un pallone, bravi, anche se da davanti è difficile prendersi i palloni, attenzione però ora si prende un pallone importante da Silva Pereira, bravissimo De Gori, poi il punteggio è ancora sull'1-0 per l'Arzignano, la partita resta aperta. Importante a livello di futsal nazionale, intanto non c'è il fallo, vediamo che va a caricare il destro potente perché qualche aneddoto sulle spalle ce li ha, proprio lui che recupera il pallone, palla per Gianesello, il palo e ancora il tiro e ottima risposta di Dalle Nogara, vicinissimo al raddoppio ma ancora Arzignano con De Carvaio, il tiro, Gianesello, arriva il raddoppio Nicolò Gianesello, un gran gol Udi, un gran gol, i baci vanno per la famiglia, anche probabilmente la fidanzata, questa Udi una grande azione, una grandissima azione, lo rivedremo proprio di fronte a noi a centrocampo, l'ha riconquistata e dopo una serie di tiri, anche il primo tiro sul palo, attenzione qui. Il lock deep in campo per i biancorossi, l'unico a non essere entrato è il giovane portiere di Asi, intanto non c'è il fallo con Iabre che va a calciare di potenza, un destro che trafigge Dalle Nogare, si arrabbia il portiere bassanese, forse c'era un fallo, protesta anche il numero 8 Vinicius Orlandi, vedremo sicuramente il replay del gol di potenza, il fisico Iabre ce l'ha, qui è andato a terra Orlandi, omaggio per il migliore di questa sfida che potrà andare a decidere l'azione del gol o della sua parata. Attenzione intanto l'ottima parata, dire mai. Arzignano che comunque a livello difensivo ora deve fare molta più attenzione, intanto palla in attacco con Negro, realmente sul secondo palo, cosa? Si è divorato Michele Riva, sul secondo palo c'è Negro che un po' sfila, attenzione al fischio, Orlandi va a caricare il pallone e De Gori la alza solo. Qua è un po' acciaccato ma comunque mandato in mischia da mister Zarpellon che deve puntare su tutti quanti, ancora De Gori che dice di no, mancano pochi secondi dalla decina, poi ci sarà anche, vediamo l'entità del recupero, attenzione palla per il Bassanese che va quasi a riaprire la partita. L'aspetto fisico sempre molto presente e poi è andato anche a realizzare il gol assieme a Gianesello e all'autogol del primo tempo. Intanto la riapre il Bassano sulla svista della difesa biancorossa, lo abbiamo chiamato in causa da Silva Pereira, Murillo il numero 11 che riapre la sfida, 3 minuti sono passati, lo rivediamo nel replay e questa Udi è l'unica sbavatura. No, fin qui non è ancora riuscito ad impensierire la difesa avversaria, vediamo ora con questo lancio per Iabre, bravi ad opporsi. Intanto al termine del replay anche il gesto, il 5, intanto il pallone che entra in gol, qui non c'è riuscito Dalle Nogare ma il poker lo firma Michele Riva, ne aveva divorato uno nel primo tempo, poi però si è fatto trovare pronto nell'occasione di questo fallo laterale di un Arzignano che si porta sul +3 a 22, che si prende il pallone, viene raddoppiato, recupera però il pallone ancora Riva la mette in mezzo per Negro verso De Carvaio, ancora il pallone che resta lì con Riva che va vicino al
il bis, l'arrivo di Sebastiano Luciano insomma gli permettono anche di pensare soltanto al gioco. Intanto il tiro alla conclusione, ancora De Gori, l'arbitro l'ha visto sicuramente meglio di me, però c'è De Carvalho da dischetto per portare a 5 le marcature, il fischio e rincorsa il destro di Matteus che va a spiazzare il portiere dalle Nogare. Il giovane presidente arzignanese Tibaldo si alza dalla tribuna, Arzignano sul +4 a metà del secondo tempo. E dicevi tu, test all'inglese. Ottima la palla, l'imbucata, poi il pallone, soprattutto se ambisce ad arrivare sul fondo. Tanto bella la palla per Lasri, ma è bravo dalle Nogare, poi arriva in fretta dalla Costa, De Carvalho la giocata a saltare dalle Carbonare, ancora il pallone che resta lì e poi secondo il ritorno di gara, allora un 3 contro 2 dalla parte opposta con l'Atletico Bassano, palla all'apertura, è bravo ancora, non lascia grandi spazi, dunque difficile per la squadra di Zarpellon di andare a offendere, ma attenzione al tiro e ancora grandissima la parata di De Gori. Lei è assolutamente candidato, uno dei candidati MVP a questa partita. Attenzione, il pallone che resta lì, poi la riapre però il 24 Mattia Migliorelli al photo finish praticamente, meno di 3 minuti, qui ancora una disattenzione difensiva. Il Bassano si è già riuscito ad impensierire e poi anche a segnare il gol attraverso le parate, è riuscito sempre. Concato intanto va a chiudere la partita, c'è il gol, viene convalidato il gol, poi c'è anche il cartellino giallo per il numero 10 Leonardo Orlandi, il direttore di gara ha lasciato correre il gioco e c'è anche il secondo giallo per Orlandi, quindi va sotto la doccia in anticipo, ha cercato in tutti i prima la partita è concretizzato. Eccoci qui che arriva il triplice fischio con l'Arzignano che vola nella semifinale di domenica pomeriggio. Al Bassano vanno comunque gli applausi. Eccolo qua che arriva Cosa geometrica, eccolo qui, il cartellino dell'MVP.